Inizia il suo tour dall'isola di Lampedusa il presidente della regione Nello Musumeci, che ha deciso di visitare le isole siciliane, cominciando proprio dalla più grande delle Pelagie. L'iniziativa, a detta di Musumeci, serve per comprendere più da vicino i problemi delle piccole comunità. Dopo un sopralluogo al centro di accoglienza per migranti, Musumeci ha incontrato anche il sindaco Martello, la giunta municipale e il consiglio comunale, ai quali ha manifestato la vicinanza del governo regionale. Sono convinto, ha dichiarato Musumeci, che tutte le isole minori, nessuna esclusa, abbiano bisogno di maggiore attenzione e lavoreremo per raggiungere questi obiettivi. La giornata a Lampedusa da parte del Presidente della Regione si è conclusa con la partecipazione alla cerimonia di consegna del premio di giornalismo a Cristina Matano. I problemi delle isole minori sono problemi specifici. C'è un tema legato all'approvvigionamento idrico, un tema legato al ciclo dei rifiuti, alla sicurezza dei porti, all'assistenza sanitaria. Insomma, bisogna far sentire l'istituzione regione sempre più vicina alle piccole comunità che vivono nelle nostre 17 isole minori. Per questo Lampedusa diventa un po' il simbolo di questa realtà. Per questo col sindaco, con l'amministrazione comunale abbiamo affrontato temi di straordinaria attualità e adesso dalle buone volontà bisogna passare ai fatti concreti.